Paolo Alberati, ripartiamo dopo il giorno di riposo con 30 corridori in meno messi fuori tempo massimo dalla giuria. Sì, 30 corridori che probabilmente non si sono resi conto che negli ultimi 40 km della tappa precedente hanno preso 30 minuti, sono andati a 28 di media, c'era lo sterrato ma si poteva anche provare a impegnarsi un po' di più. Noi per primi organizzatori abbiamo cercato di far notare ai giudici che i 9 secondi erano pochini per considerare comunque i ragazzi fuori in assoluto. Ci hanno fatto notare delle cose che sono inattaccabili, lo scarso impegno, il fatto che appunto questi 30 minuti sono stati presi in 40 km e non in 150 di tappa, e poi il regolamento non è né giusto né sbagliato, è la legge va rispettata. Bevilacqua, riprendiamo il giorno di riposo con una trentina di corridori in meno perché nella tappa precedente sono stati messi fuori gara. Sì, purtroppo sono stati messi fuori gara, qualche corridore per sfortuna è rimasto nella rete perché ha forato e in quei momenti non c'erano ammiragli e camporuote e sono rimasti penalizzati. Purtroppo succede, è sempre successo, poi dicono che qualcuno l'ha presa alla leggera senza preoccuparsi del tempo massimo e hanno pagato. Qualcuno meritava, magari qualcuno per sfortuna è rimasto lì, però il ciclismo è questo e lo accettiamo. Diciamo che sono stati un attimino disattenti o informati male, perché 9 secondi effettivamente sono pochi. Esiste un regolamento, esiste anche il regolamento del buonsenso, però se i regolamenti sono questi credo che dobbiamo accettarli. Ma c'è stato un errore di valutazione del gruppo o un errore di tempi, comunque ci sta perché alla fine il tempo massimo si sapeva, era scritto e non si può fare niente. Giusto applicare il regolamento alla lettera, quindi? Per forza è giusto, perché sennò è inutile avere qua il regolamento alla mano, questo è, questo sarà. Viris, una squadra rimasta con un unico corridore, com'è correre da soli la vigilia della partenza di una gara in cui si sa di essere da soli? Non mi posso lamentare, massaggiatore personale, meccanico, un DS tutto per me. Forse ne valeva quasi la pena. Non è tutto sommato, non è male, dai, però pro e contro, cerco di viverla benissimo come sempre, dai. Buongiorno a tutti! Sesta tappa del Giro Bio da Greve in Chianti a Perignano, 160 km, anche oggi un piccolo tratto di sterrato. Si riparte dopo il giorno di riposo, si riparte con 30 corridori in meno messi fuori tempo massimo nell'ultima tappa perché arrivati appunto oltre il tempo limite. Una tappa che è partita subito veloce, dal 34esimo chilometro evadono in 9 Barbin, Tedesco, Tintori, Mammini, Novak, Pozzo, Bazco e Fiorenza, ai quali all'87esimo chilometro si aggiunge anche Prodigioso. I 9 vanno avanti di comune accordo, negli ultimi chilometri sembra che il gruppo si rifaccia sotto, soprattutto grazie alla spinta dell'Opla e della Marchior, ma resiste l'azione dei 9 nonostante il tratto di strada bianca che è stato molto insidioso sia per la testa della corsa che per il gruppo alle sue spalle. Lo stesso Barbin sulla testa ha forato e poi è riuscito a rientrare. Barbin che poi riusciva a presentarsi davanti a tutti sul traguardo di Perignano, battendo allo sprint Prodigioso e Fiorenza. Enrico Barbin, ci hai provato tutto il giorno in fuga, hai anche forato nel tratto di sterrato, ma ce l'ha fatta da vincere oggi. Sì, ci avevo provato già martedì, oggi sapevo che nel finale magari i velocisti avrebbero avuto la meglio, allora bisognava provare da lontano. Fin da subito io e tutta la mia squadra abbiamo provato a inserirci nelle fughe più importanti, siamo entrati in questa fuga io e Novak, lui ha fatto un grandissimo lavoro nel finale perché prima ha provato a vincere e poi gli ultimi 400 metri mi ha aiutato a me nonostante aveva pochissime energie, e quindi devo ringraziare tutta la squadra come sempre e tutto il personale che ci segue a questo giro.
Classifica generale è rimasta invariata, la maglia verde rimane nelle mani di Pier Penasa del corridore della Zalf, quella dei traguardi volanti, la maglia marrone e nera nelle mani del kazako Tleobayev, quella del Gran Premio della Montagna è stata rafforzata quest'oggi dall'azione di Batskov della Palazzago e sempre bottino pieno per il russo Ilnur Zakarin, che è possessore sia della maglia a punti che quella del leader della classifica, la maglia biancorosa. Domani appuntamento per i velocisti con la tappa da Parma a Lonato. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo il podio di questa giornata odierna con la vittoria italiana di Enrico Barbin su Marco Prodigioso e Fiorenza. Da Perignano è tutto, Elena Forzoni.